Dopo il pareggio casalingo contro la Leonxibet e la sconfitta di misura contro la corazzata Modica, il Giarre torna regionale con un solo obiettivo: vincere e promuovere la classifica. Avversario odierno è l'Acqua Dolcese, anch'esso neopromosso e bisognoso di punti, viste le 2 sconfitte arrivate per mano di Mazzarroni e Atletico Catania 94. Squalificato mister Michele Campo a guidare il gialloblu in panchina il vice allenatore Gianluca Arciprete. Novità importante informazione: prima titolarità per Mastro Nicola a sinistra in difesa, a destra Caltabiano e coppia centrale Brumat Ciama. A centrocampo debutto per le Mura che gioca accanto a Strana e Camga. In attacco Giordano Santapaolo, tornitore e classe 2006 Limina. In panchina pronto a subentrare Catania e per la prima volta Leotta. Primi minuti di gioco e Giarre è subito aggressivo, entrata in campo con lo spirito giusto. Caracò per Fricano, pressato da Lemura che gli porta via il pallone. Lemura entra in area a giro, salvo Lemura. Subito Giarre in vantaggio dopo soli 8 minuti. La firma è di Salvo Lemura, prima partita, primo gol per lui. Nonostante il vantaggio, i gialloblu continuano a spingere. Corner di Santapaola, a vuoto commisso, tocca Ciama e poi sotto porta Tornitore, firma il raddoppio, il suo primo gol stagionale. Passa solo un quarto d'ora e il Giarre è già sul 2-0. Ospiti in grande difficoltà e che faticano tremendamente a fare gioco. Fricano perde un altro pallone, glielo porta via stavolta Tornitore. Tornitore avanza fino al limite, serve Lemura il controllo, troppo lungo, esce commisso. Camga prolunga per Santapaola. Santapaola una finta di corpo, poi alza la testa e lancia sulla destra verso Limina, posizione regolare. Il controllo di Limina, va all'1 contro 1. Si sposta il pallone sul mancino, la lascia col tacco per Caltabiano. Caltabiano, il traversone sul secondo palo per la testa di Santapaola che non inquadra la porta. È un monologo giarrese, punizione di Strano. Allontana di testa Fricano. Arriva prima di tutti sulla sfera Mastro Nicola che si appoggia su Caltabiano. Caltabiano, il cross in aria per lo stacco di Brumat, blocca commisso. Strano lancia in profondità verso Tornitore, la sponda aerea che fa proseguire la sfera verso Lemura. Lemura può attaccare a sinistra, 1 contro 1 con Caracò. Lemura accelera, poi torna indietro e ricomincia da Santapaola. Santapaola braccata da 2 giocatori, spezza il raddoppio, Santapaola prova il tiro sopra la traversa. Finale del primo tempo, Fricano si fa vedere anche l'Acqua Dolcese in avanti. Fricano serve Cotugno per Pedalino, di prima verso Di Stefano, spalle alla porta. L'assist per Russo, il tiro deviato da Brumat, la palla finisce a Di Stefano che batte Cirnigliaro. Sfortunato il Giarre che con un rimpallo subisce il gol di Di Stefano. Nella ripresa sono sempre i giarresi a fare la partita. Lemura semina un avversario, Lemura accelera, poi filtrante per Tornitore si presenta in area, il tocco morbido su commisso, ma è tutto fermo per fuorigioco, segnalata la posizione regolare di Tornitore. Questo il momento del passaggio di Lemura e la posizione di Tornitore. Primi cambi per mister Arciprete, fuori Santapaola e debutto stagionale per Francesco Catania, fuori anche Camga, dentro Ferlito e un altro esordio stagionale, quello di Mattia Leotta che entra al posto di Caltabiano. Passano i minuti, il Giarre concede pochissimo, quasi nulla. Si lotta nella metà campo dell'Acqua Dolcese, qui Strumbo, svirgola e alza un campanile, contrasto con Tornitore. Tutto regolare per l'arbitro, Tornitore, la sterzata, il cross sul secondo palo per la testa di Catania, che batte commisso e probabilmente chiude i conti. Debutto con gol anche per Ciccio Catania. Un altro cambio per il gialloblu. Fuori Salvo Lemura, l'autore del primo gol, dentro Mascara. Perlito lotta, riesce a riconquistare il pallone, poi lo gestisce Mastro Licona che prolunga verso Catania, va all'1 contro 1 Catania, rientra sul destro, prova la conclusione, traversa, vicinissimo alla doppietta. Padroni di casa davvero in grande spolvero oggi, continuano ad insistere. Tornitore si allarga sulla sinistra, Tornitore alla finta sul posto, poi il traversone per l'inserimento di Strano che sfiora il palo. Ultime battute del match, rimessa lunga di Leotta, testa di Tornitore, poi Caracò non riesce a liberare la difesa. Catania si sposta il pallone, poi l'acrobazia! Ancora Francesco Catania, migliore esordio non poteva esserci, doppietta al debutto per lui, 4-1. Serviva dare continuità all'ottimo secondo tempo visto in casa del Modica, il Giarre l'ha fatto in pieno. Una vittoria netta, ma in discussione, e soprattutto dopo una prestazione convincente, con tanti segnali positivi, tra cui gli importantissimi rientri di Lemura, Leotta e Catania. Primo successo stagionale conquistato. Adesso serve continuare a percorrere la via intrapresa, già a partire da sabato prossimo, quando i gialloblu affronteranno la difficile trasferta sul campo del Gioiosa.